Il tumore era cresciuto nella sua testolina, ingrandendosi di pari passo con lo sviluppo del cervello e occupando lentamente gli spazi all'interno del cranio, fino a portare sull'orlo della morte la bambina. Ma l'intervento eccezionale portato a termine dall'equipe del reparto di neurochirurgia del San Bortolo ha permesso di salvare la vita alla piccola di 12 mesi, nella cui testa era cresciuto un tumore, fortunatamente benigno, diventato enorme per quel capino così piccolo. A eseguire l'operazione il primario Lorenzo Volpin, che ha rimosso la materia tumorale rimettendo la bambina fra le braccia dei genitori. Tutto è iniziato pochi giorni prima del ricovero, quando la piccola ha iniziato a denotare stati letargici e meno interazione con le altre persone. Da qui la corsa in ospedale e la agghiacciante scoperta. Portava un tumore che praticamente era della stessa grandezza del cervello, insomma, e quindi è nata, si è sviluppata, insomma il suo cervello si è sviluppato assieme a questo tumore, che è un tumore benigno, fra l'altro, occupava tutti gli spazi all'interno del cervello che normalmente sono occupati dal liquor, cioè quel liquido su cui il nostro cervello galleggia, e a un certo punto però questi spazi sono stati tamponati talmente dal tumore che il liquido non poteva più circolare. Questo ha portato chiaramente a un aumento della pressione intracranica, che poi si manifesta come si possono accorgere i genitori di una cosa così: vomito persistente, meno voglia di fare le cose, meno voglia di giocare, sorride meno, gattona meno. La bambina è arrivata in ospedale priva di sensi e dopo la risonanza rivelatrice è scattata la delicatissima operazione. Bisognava rincorrere questo tumore in tanti spazi, in tante aree all'interno del cervello, e quindi dirigersi verso l'una e l'altra non portando nessun danno con le manovre chirurgiche, ma solamente operando in maniera da poter asportare il tumore, cosa che è riuscita in maniera ottimale. Il tumore è stato asportato completamente. Quella che poteva trasformarsi in tragedia resterà quindi solo un brutto ricordo per mamma e papà, grazie agli angeli della neurochirurgia del San Bortolo. Dopo un iniziale squilibrio dei principali ioni del bilancio dell'acqua, eccetera, a causa proprio del fatto di aver toccato aree cerebrali profonde, però l'esperienza, la bravura delle nostre colleghe della terapia intensiva pediatrica ha permesso di tenerla bella bilanciata, e in un paio di settimane la bambina si è riequilibrata, ha cominciato a sorridere, a prendere i suoi giochi, insomma a muoversi correttamente, e quindi è a casa, e quindi diremo che dovrebbe essere solo un brutto ricordo.